Lo sciame sismico in corso in Emilia, con le forti scosse avvenute nella serata di ieri e nelle prime ore di oggi, sono state avvertite nettamente anche in Friuli Venezia Giulia. Per fortuna tanto spavento ma nessun danno. Per capire l'evolversi della situazione abbiamo interpellato Gianluigi Bragato, tecnologo del Centro Ricerche Sismologiche di Udine. Distingue le due cose, uno è la percezione del terremoto, è un effetto di propagazione, terremoti forti si sentono normalmente fino a 100-200 km, è un effetto normale. L'induzione invece di una sismicità a distanza non ne abbiamo, quindi non possiamo escludere tranquillamente questa eventualità. Nelle aree colpite dal terremoto siete presenti? Sì, sono intervenuti alcuni miei colleghi con una rete temporanea, quindi una serie di 8 stazioni, e con altre istituzioni sismologiche siamo intervenuti sul posto, quindi stiamo monitorando più da vicino, però i risultati di questo monitoraggio potranno avvenire e saranno disponibili più avanti, insomma. Il fatto sta che comunque in quella zona in questo momento continuerà lo sciame sismico e purtroppo si sentiranno anche delle forti scosse. Beh, il livello, diciamo, intensità abbiamo già registrato scosse molto forti, quindi l'attività proseguirà sicuramente, e l'entità delle scosse però non siamo in grado di prevederlo. E diciamo che magnitudo attorno al 4 ormai ci hanno abituato e quindi non rappresentano una novità o un'eccezione, insomma. Per concludere, nessun legame tra lo sciame sismico in corso in Emilia e la nostra regione, ci conferma? No, attualmente non abbiamo nessuna correlazione, quindi le consideriamo due zone sismogenetiche distinte con caratteristiche totalmente indipendenti.